Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Economy FVG. Nuove energie, questo è il titolo che abbiamo scelto per la trasmissione di questa sera. Primo perché le nuove energie sono quelle che stiamo cercando per cercare di liberarci da questo ricatto del gas che sta facendo aumentare le bollette e ci sta rendendo la vita sempre più complicata. Quali saranno queste nuove energie? Proveremo a capirlo questa sera con alcuni ospiti, ma le nuove energie sono anche quelle che servono al nostro tessuto imprenditoriale, agli imprenditori, gli industriali, i commercianti, gli artigiani che in questi giorni si stanno vedendo arrivare bollette da capogiro e che non ce la fanno più. Nuove energie che serviranno a loro per andare avanti quello che sembra un autunno molto difficile all'orizzonte. Vi presento allora subito gli ospiti, a cominciare da quelli che sono in studio. Buonasera a Marco Bruseschi, presidente del consorzio Friuli Energia per Confindustria Udine. Buonasera telespettatori, buonasera e grazie dell'invito. Grazie a lei, grazie e buonasera anche a Graziano Tilatti, presidente di Confartigianato Udine, ma in questa occasione vicepresidente del CAEM, che è il Consorzio Artigiani, Energia e Multiutility del Triveneto. Buonasera Tilatti. Buonasera a voi e telespettatori e grazie per averci invitati. Collegato da Trieste c'è l'assessore regionale all'energia e all'ambiente della regione Friuli Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro. Buonasera assessore. Buonasera a tutti. Ecco, tante le novità anche alle quali sta lavorando la Regione, poi ce le racconterà. Un ospite però insomma d'eccezione, questa sera con noi c'è Corrado Climi, Ministro dell'Ambiente nel governo Monti, poi Direttore del Ministero dell'Ambiente ancora in precedenza e poi tantissimi altri incarichi anche a livello internazionale molto importanti per quanto riguarda proprio il settore dell'ambiente e dell'energia. Grazie Clini per essere con noi, ci darà una mano questa sera per cercare di capire. Buonasera e grazie a voi. Quello che è il momento. Parto subito da lei, ex ministro. In questo momento insomma, si stanno cercando delle alternative per il gas, insomma, le rinnovabili, il nucleare, l'idrogeno, insomma, ne discuteremo questa sera. Per molte di queste però si dice serviranno degli anni, non è una cosa immediata che si riesce a fare subito. Allora, siccome lei è stato ministro una decina d'anni fa, si è perso del tempo, si poteva fare qualcosa allora in più per non ritrovarsi in questa situazione adesso? Insomma, si chiama molto spesso in causa la politica. Cosa ne pensa? Abbiamo perso molto tempo. Abbiamo perso molto tempo perché abbiamo vissuto di rendita sulla dipendenza dal gas russo, che è stato rifornito a prezzi relativamente bassi. Ci siamo dedicati ad attività, direi, di cui paghiamo il prezzo ora. Per esempio, nel 2012 io da ministro avevo autorizzato le prime esplorazioni di gas in Adriatico per riaprire la capacità italiana di estrarre gas. Noi nel 94 avevamo i metri cubi di gas più o meno che venivano estratti dall'Adriatico. Oggi siamo sotto i 3 miliardi di metri cubi. 10 anni fa, quando io diedi questa autorizzazione per il sito che si chiama Ombrina, fui attaccato, mi dissero che ero un servo dei petrolieri, fui denunciato ripetutamente. Come voi sapete, la settimana scorsa l'Italia è stata condannata a pagare 190 milioni di danni alla società inglese che aveva avuto l'autorizzazione ma che poi non ha potuto svolgere questa attività. Noi sappiamo benissimo, lo sapete voi perché sono di fronte a casa vostra, che la Croazia estrae il gas, lo estrae l'Albania, lo estrae la Grecia nel sud. Perché le chiedo Ora, non si può è fare? una scelta sciagurata. È un po' uno spreco, insomma, avere tutto questo gas sotto i nostri piedi, sotto i nostri mari e non estrarlo. Abbiamo visto insomma, la Norvegia, per fare un esempio, in modo molto più furbo lo sta facendo e lo sta vendendo a prezzo d'oro. Perché la politica non può intervenire in maniera seria e dire no, adesso lo dobbiamo estrarre questo gas perché è nostro? La politica non ha avuto, come si potrebbe dire, la capacità di assumersi questa responsabilità per le pressioni che sono venute, moltissime, contrarie,
E questo è un problema di deficit della politica. La stessa politica che ha bloccato, ha fatto uscire l'Italia dal consorzio europeo EastMed, che prevedeva la realizzazione di un gasdotto da Israele all'Italia attraverso Cipro e la Grecia, e che avrebbe dovuto fornire 20 miliardi di metri cubi. 20 miliardi di metri cubi sarebbero stati oggi una manna dal cielo, per così dire. Fu bloccato perché l'allora governo, che era il governo Conte I, decise che l'Italia non aveva bisogno di ulteriori connessioni, di ulteriori approvvigionamenti, ovvero della diversificazione degli approvvigionamenti di gas. E voi vi ricordate anche come è stata difficile e tormentata la vicenda del TAP. Cioè siamo in presenza di decisioni che sono state prese con l'intenzione dichiarata ma assolutamente infondata di difendere l'ambiente, e che oggi stanno provocando per esempio un enorme danno anche all'ambiente, perché la crisi che abbiamo ha fatto riaprire le centrali a carbone, che certamente non sono il massimo per la protezione dell'ambiente. Sì, voglio anche ricordare che non siamo riusciti neppure, nonostante la grande capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare il solare e l'eolico, a sviluppare questa capacità in modo adeguato, non soltanto perché non sono stati, è molto difficile la procedura autorizzativa, ma anche perché avviene che già oggi una parte della capacità produttiva, cioè della produzione di fonti rinnovabili esistente, non riesce a entrare nella rete, non riesce a essere assorbita dalla rete elettrica, perché non abbiamo fatto gli investimenti necessari sulla rete elettrica per renderla capace di assorbire questa nuova capacità. E questo è un problema enorme che abbiamo oggi, perché giustamente, come lei rilevava, per esempio intervenire sulla rete non è un'operazione che si fa in una settimana. Con il rischio però... Oggi che cosa dobbiamo fare? Esatto. No, oggi noi dobbiamo sicuramente puntare, per quanto è possibile, alla diversificazione delle fonti. Dobbiamo partire con l'estrazione del gas, del nostro gas in Adriatico, e per quanto riguarda le rinnovabili, quello che credo sia necessario fare, e il governo ha cominciato a farlo negli ultimi mesi, proprio per la mancanza, per la carenza di capacità della rete, dobbiamo investire molto e promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di elettricità da fonte rinnovabile, attraverso anche le comunità energetiche rinnovabili. Cioè dobbiamo potenziare la nostra capacità di produzione di energia rinnovabile, soprattutto attraverso la generazione locale e la generazione distribuita. Poi dobbiamo tenere in conto un'altra cosa, che ha a che fare con l'energia, ma che ha anche a che fare con l'ambiente, perché insieme alla crisi energetica che abbiamo anche la crisi climatica. Voi sapete che per effetto della siccità la capacità di produzione di energia idroelettrica è diminuita di circa il 45%. L'energia idroelettrica è energia rinnovabile e dunque abbiamo un problema anche da questo punto di vista. Dobbiamo gestire insieme un'importante crisi climatica ed anche un'importante crisi energetica. E anche su questo abbiamo fatto poco. Quando facevo il ministro 10 anni fa portai al CIPE un piano per organizzare la difesa del territorio proprio dagli eventi climatici estremi, e per esempio la siccità è uno di questi, e per esempio questo vuol dire che dobbiamo creare invasi
per raccogliere l'acqua che viene dalle piogge importanti, improvvise che arrivano, invece di farla correre erodendo i suoli e arrivare in mare, dobbiamo cercare di creare degli stoccaggi, delle laminazioni di quest'acqua che poi può essere usata nei momenti in cui di acqua ce n'è poca. La interrompo un attimo perché prendo insomma questo assist parlando di acqua, perché è un elemento fondamentale per poi ricavarne l'idrogeno, e sull'idrogeno, che è una delle nuove energie sulle quali si sta puntando molto, crede molto la Regione. Allora, Assessore Scocimarro, l'Hydrogen Valley Nord Atlantico, alla quale state lavorando insieme alla Croazia e alla Slovenia, lei è stato a Zagabria proprio in settimana, quali sono le ultime novità, insomma a che punto siamo di questo progetto e che cosa di fatto prevede, quali sono i tempi e le ricadute sul territorio? Intanto una premessa, mi permetti, prima di rispondere alla tua domanda, volevo solo sottolineare che noi in Italia, frutto degli ottimi ministri come Corrado Clini, prima di lui anche la Prestigiacomo, soprattutto l'ex ministro Matteoli, compiendo ai noi, ed oggi anche Cingolani, che è indicato dai 5 Stelle con una politica che è certamente diversa dalla politica dei no e appunto dei massimalisti dell'ambiente come sono i 5 Stelle. Quindi abbiamo avuto dei ministri che però si sono interrotti con Corrado Clini, in cui si andava a sviluppare l'ambientalismo con rispetto dell'ambiente, ma considerando che lo sviluppo sostenibile deve avere presente la presenza dell'uomo, dell'Homo sapiens, che siamo da 200.000 anni sulla faccia della Terra, e non siamo contro l'ambiente, ma a favore. E quindi lui ha considerato questo, ma purtroppo per tanti anni c'è stata la politica del no, e questo è in sintesi quello che ha detto e ha spiegato molto bene il ministro. Quindi noi oggi dobbiamo ascoltare questo. Ci fu in passato chi cercò di realizzare la sovranità energetica, parliamo di mezzo secolo fa circa, un certo Enrico Mattei, però si sa, secondo i magistrati, fu addirittura un attentato che mise nel suo aereo, che mise fine alla sua vita. Quindi diciamo che vanno fatte delle politiche coraggiose. Noi nel nostro piccolo, nella nostra regione, ci mettiamo quanto più possibile per portare avanti queste iniziative. L'idrogeno sta passando dalla fantascienza alla scienza applicata, con la Valle dell'Idrogeno del Nord Adriatico e dei paesi della Mitteleuropa, cioè l'Italia, la Slovenia e la Croazia. In questo caso si tratta di un accordo che va a cercare di raccogliere, probabilmente raccoglierà 25 milioni di euro di contributi europei, a cui si dovranno aggiungere moltissimi altri, si stimano svariate centinaia di milioni di investimenti per andare a fare appunto lo sviluppo dell'idrogeno. Quindi è una cosa che però partirà, stando appunto il progetto europeo, nei prossimi 5 mesi, vincendolo, partirà e verrà realizzato nei prossimi 5 anni. Noi invece da subito dobbiamo cercare di portare appunto sollievo a chi serve energia, quindi le aziende. La Regione, lo sapete, ha dato un contributo di 40 milioni di euro alle aziende appunto che subiscono questo caro bolletta che, come ben si sa, è una speculazione fatta nella borsa di Amsterdam e che certamente non è un frutto soltanto esclusivamente della guerra in corso. Quindi questo è un primo palliativo, cioè dato l'acqua e gli assetati bisogna costruire i pozzi e fare in maniera che in maniera continua ci sia questo approvvigionamento di energia. Con la legge sull'idroelettrico cerchiamo per la prima volta, siamo i primi in Italia a aver fatto una legge in cui il grande idroelettrico passa dal privato in concessione al pubblico, quindi alla regione, con un punto beneficio per il territorio, anche perché costituiremo una società pubblica, maggioranza e privata minoranza, in cui andremo appunto a gestire l'energia di queste grandi centrali idroelettriche e non solo questo tipo di energia. Allora la fermo, Assessore, la fermo un attimo perché dobbiamo andare in pubblicità, poi ritorniamo a parlare di questo tra poco. Di
Di nuovo insieme con Economai FVG parliamo di nuove energie. Abbiamo in studio Marco Bruseschi, presidente del consorzio Friuli Energia, Graziano Pilati, vicepresidente del CAIM. Poi in collegamento ci sono l'assessore regionale Fabio Scocimaro e l'ex ministro dell'ambiente Corrado Clini. Parlavamo con l'assessore Scocimaro prima di idrogeno e quello che naturalmente l'Hydrogen Valley è un progetto pluriennale, però ci sono già delle iniziative che si stanno facendo sul territorio, idrogeno per i trasporti, inaugurato proprio la scorsa settimana un centro d'avanguardia qui in Friuli, lo vediamo in questo servizio. Però dobbiamo fare questo, cioè differenziare, perché oggi stiamo vedendo i costi dell'energia sono assolutamente insopportabili e rischiano la desertificazione del nostro mercato produttivo italiano ed europeo. E quindi oggi le istituzioni devono pensare non soltanto ad affrontare questa emergenza, che ovviamente c'è, quindi sono convinto che servano risorse pubbliche per andare a tamponare gli aumenti sconsiderati, ma bisogna anche lavorare in prospettiva per guardare quello che avverrà da qui ai prossimi anni e dare delle alternative per non trovarci in un'emergenza perenne. Differenziare l'approvvigionamento energetico per essere competitivi e non dover dipendere da un unico fornitore. Questa è la linea indicata dal presidente della regione Massimiliano Fedriga, intervenuto a Pontebba all'inaugurazione all'autoporto di San Leopoldo di un moderno e innovativo impianto di distribuzione carburanti. Sarà il primo in Italia dal 2023 ad erogare idrogeno, un investimento in linea con le strategie della regione, ha detto Fedriga. La cosa importante è proprio la prospettiva, ovvero l'alimentazione della mobilità attraverso l'idrogeno. Noi come Regione Friuli-Venezia Giulia ci abbiamo creduto molto, non soltanto sulla mobilità, ma penso anche sull'industria pesante e l'utilizzo dell'idrogeno. Penso al fatto che il Governo nazionale ci ha assegnato l'onere di essere regione bandiera per quanto riguarda i progetti dell'idrogeno. Penso al protocollo internazionale, unici in Europa ad averlo firmato insieme ad altri due stati, Slovenia e Croazia, per diventare valle dell'idrogeno europea. Quindi anche questa iniziativa va proprio in quella direzione, cioè favorire l'utilizzo dell'idrogeno per andare verso una differenziazione delle fonti energetiche, che è fondamentale, soprattutto anche visto il momento drammatico che stiamo vivendo a livello internazionale, le tensioni che c'è sull'approvvigionamento di materie prime legate all'energia. È un investimento che va proprio nelle linee anche europee, sulle grandi direttrici e i grandi corridoi. Allora, Bruseschi, la convince l'idea di puntare forte sull'idrogeno anche nella nostra zona o eurozona addirittura, in partnership con Croazia e Slovenia? Ecco, è la direzione giusta o anche lì ci saranno dei problemi? Cioè l'idea è buona ma poi metterla in pratica è diverso? L'idea è ottima, ha fatto bene la Regione. Diciamo un plauso anche a questo accordo di confine, no? Con Slovenia e Croazia. Chiaro, ci vorrà un po' di tempo per sviluppare, come abbiamo visto, non solo la rete, no? Per il trasporto, ma io penso anche alle aziende che sono sia vicine ai confini sia nelle nostre aziende del Friuli Venezia Giulia. Ci sono alcune aziende che ovviamente sono già state contattate, anche noi come Confindustria lavoreremo al fianco della politica per cercare di sviluppare sia la parte tecnologica eccetera. Poi non mi dilungo sul fatto che qua si possa parlare di idrogeno verde, idrogeno blu, a tanti colori. È chiaro che quello migliore è l'idrogeno verde. Che però per essere estratto necessita di una grande parte di energia elettrica, per cui in questo momento bisognerebbe tenere in conto anche questo. Sappiamo che la tecnologia andrà avanti, quindi bisogna puntare, il prezzo adesso non è eccezionale, però non dobbiamo guardare al 2030 che l'idrogeno sappia, poi Snam ha già fatto delle miscele, no, con il metano, quindi le cose stanno andando avanti, bisogna andare avanti, su questo non c'è dubbio. Ecco, Clini, lei cosa ne pensa dell'idrogeno? Forse ai suoi tempi, i suoi tempi di ministro non era una delle opzioni forse molto vagliate, adesso sta cominciando a prendere piede, è veramente la soluzione giusta? Guardi, ai miei tempi e come anche prima, io sono stato vicepresidente della Partnership Internazionale dell'Idrogeno alla fine degli anni 90. L'ipotesi che avevamo sviluppato insieme con gli Stati Uniti in particolare era quella di creare le condizioni per la generazione di idrogeno, in particolare di idrogeno verde, perciò utilizzando elettricità prodotta da fonti rinnovabili
per la mobilità, soprattutto per la mobilità. La soluzione dell'idrogeno oggi è una soluzione praticabile, è una soluzione che può essere realizzata attraverso sistemi di generazione distribuita, ovvero non c'è bisogno di avere grandi impianti di produzione di idrogeno, ma impianti di produzione di idrogeno che servono, come nel caso del distributore che abbiamo visto, per la fornitura dell'idrogeno da distribuire. Sostanzialmente è possibile creare anche in Regione Friuli, ma in tutta Italia, ma in tutta Europa, perché è un progetto europeo, una rete di produzione di idrogeno a livello locale che consente di alimentare con l'idrogeno i servizi della mobilità e in parte anche quelli per quanto riguarda il riscaldamento. Ma questa è un'opzione meno rilevante e probabilmente meno efficace. Io purtroppo vi devo lasciare perché... Sì, le posso rubare ancora le rubo solo un minuto, siccome insomma a pochi passi da noi c'è una centrale nucleare, anche il nucleare insomma è ritornato in voga in questo periodo, la centrale di Krsko, che potrebbe essere raddoppiata. Insomma, lei che idea ha sul nucleare? Ecco, l'Italia lo può riprendere in considerazione, considerando il fatto che tanto l'energia da nucleare la compriamo? Le dico tre cose molto semplici. Il prima, per fortuna in Europa il 25% dell'elettricità è prodotta dal nucleare e per esempio un paese come la Francia è quello che risente meno in questo momento della crisi energetica. Per cui avremmo fatto bene nell'87 non a votare contro, come abbiamo poi rifatto nel 2011, ma avremmo fatto bene invece a rimanere nell'ambito delle nazioni che sviluppano il nucleare, anche perché l'Italia aveva ed ha ancora oggi competenze elevatissime. La seconda cosa che le voglio dire riguarda la possibilità di svilupparlo oggi in Italia. Dobbiamo lavorarci, sapendo che non stiamo più a parlare delle centrali nucleari di 30 e 40 anni fa, ma stiamo parlando di nuovi impianti di generazione di energia nucleare, sui quali peraltro ci sono a livello mondiale investimenti molto importanti. L'obiettivo principale è ridurre la quantità di rifiuti e oggi siamo in grado di farlo. La terza cosa che riguarda Krsko, la Regione Friuli ha presentato in maniera molto precisa una lista di problematiche che riguardano l'ampliamento della capacità di Krsko. È una lista molto razionale sulla quale bisogna lavorare e sulla quale credo che si potrà poi raggiungere alla fine una conclusione in merito alla fattibilità. Grazie tante. Allora l'ex ministro Corrado Clini, buon lavoro, buona giornata, la risentiremo magari in futuro. Grazie ancora di essere stato con noi. Grazie. Torno dall'assessore Scocimaro insomma, per andare avanti insomma, su questo discorso che è insomma, il discorso del nucleare. Insomma, come la considerazione che faceva Clini, insomma, forse bisognava pensarci, però insomma, dobbiamo guardare anche a Krsko con una certa attenzione come voi state facendo. Io mi confronto spesso con il ministro Clini e condivido quasi tutto quello che lui ha detto, nel senso che l'unica cosa che sono in leggera divergenza è che le vecchie centrali nucleari, pur essendo molto utili dal punto di vista energetico, lasceranno indubbiamente un'eredità pesante di scorie radioattive alle future generazioni. Mentre le nucleari di nuova generazione, questo sì, può essere preso in serissima considerazione, come per esempio le mini centrali nucleari da 300 mega, che in questo momento ne sono 4 nel mondo in sperimentazione, precisamente in Inghilterra con la Rolls-Royce, negli Stati Uniti con la General Electric, in Giappone con la Mitsubishi e in Cina con l'Agenzia di Stato, ovviamente. Quindi quel tipo di nucleare cosiddetto pulito è certamente percorribile. Le vecchie centrali ho delle forti perplessità, anche se dal punto di vista economico certamente hanno un vantaggio competitivo, come ha correttamente detto il ministro Clini, che in Francia in questo momento hanno un minore impatto della crisi dell'energia. Krsko, io sostengo che è una centrale un po' anomala, anche perché è stata costruita in un'area a medio-alto rischio sismico
E ricordo che siamo a 100 km più o meno dal confine di Trieste, quindi con un forte vento come c'è in questi giorni, in un paio d'ore una catastrofe nucleare arriverebbe con l'auto radioattivo sulle nostre teste. Per cui le perplessità espresse in maniera puntuale dall'ARPA della nostra regione, come correttamente ricordato Corrado Clini, nei confronti del raddoppio. Tanti mi chiedono, ma allora compratevi un pezzo della centrale e poi avremo l'energia più o meno gratis. Non è così, al netto dell'importo elevatissimo che costa una centrale nucleare, mi dicono che sia intorno al miliardino avere una parte della centrale, non è che poi, avendo questa centrale, i cittadini della nostra regione avrebbero le bollette vicine allo zero, perché non è che possiamo attaccare un cavo della corrente a Kerch e farcelo arrivare a casa, ma semplicemente ci sarebbe un vantaggio per coloro che hanno sottoscritto le quote della centrale. Quindi bene che le nostre aziende nazionali possono contribuire a sviluppare e nucleare all'estero. Su Kerch, ripeto, ho delle perplessità, pur magari buona fede della Slovenia di fare un ampliamento perfettamente compatibile. Resta sempre il fatto che, secondo gli esperti, gli scienziati, quella è un'area a forte rischio sismico, quindi da cui la mia forte perplessità. Però, ripeto, non è che in un momento di questa crisi energetica pensare di dire di no a tutto come è passato è quanto mai sbagliato. Quindi dire no assolutamente alla parola nucleare è sbagliato. Questo nucleare pulito, che però ci vorranno anni, è una strada da percorrere, anche perché l'Italia, per la grandissima tradizione da Enrico Fermi e i ragazzi di via Panisperna in poi, dovremmo noi insegnare al resto del mondo come si fa la fissione dell'atomo e non il contrario. Quella di fissione, appunto, quella che sarebbe la strada percorribile, oltre a queste mini centrali nucleari, anche appunto il sistema nucleare, che ci vorranno anni, che considera appunto lo sviluppo naturale del nucleare, cioè l'esplosione solare. Quello è il tipo di nucleare cosiddetto diritto naturale che si potrebbe certamente il problema, insomma, Assessore, di fatto sono sempre i tempi, perché sì, le idee sono tutte ottime, però i problemi vanno risolti subito. Ci fermiamo per la pubblicità, poi cerchiamo anche di capire, insomma, mentre noi discutiamo di quelle che sono le energie del futuro, insomma, che cosa sta succedendo adesso in Italia, tra poco. Di nuovo insieme con Economai FVG parliamo di energie alternative, delle energie del futuro, delle nuove energie, insomma, per cercare di non essere ancorati semplicemente all'uso del gas naturale, che poi significa anche energia elettrica. Dicevamo intanto che si ragiona su nuove energie per le quali possono volerci anche degli anni. L'Italia si trova in una situazione assai complicata, soprattutto dal punto di vista della nostra economia. Allora vediamo qual è il sentore popolare di quello che sta succedendo. Ho aperto da maggio, 19 maggio 2022, e ho notato subito un rialzo delle utenze dell'energia elettrica. Infatti la mia idea era di continuare anche l'inverno dando un servizio e sarò costretto, ci ho ripensato, sarò costretto a chiudere, a puntare sull'estate, a puntare sulla stagione. L'aria condizionata viene accesa solo unicamente durante il servizio, cosa che negli anni scorsi magari tendevamo a raffrescare un po' di più il locale, e per quello che può servire. Abbiamo cambiato parecchi elettrodomestici negli anni in cucina per avere un consumo minore di corrente elettrica, però è servito ben a poco, perché viste le bollette, insomma... In prospettiva futura si andrà con le candele? Tante candele. Tante candele, il problema è che le candele vanno fatte con la cera, bisogna scioglierla, è elettrico, costeranno un botto anche le candele. Nell'altro albergo abbiamo sia il fotovoltaico che il solare, ci ha consentito di avere notevole risparmio, soprattutto sul gas. Il gas per il riscaldamento dell'acqua dei bagni è stata una spesa molto bassa, irrisoria. Ci ha aiutato anche il fotovoltaico nella spesa dell'energia elettrica. È una soluzione. Bisogna avere lo spazio, bisogna avere la disponibilità, il coraggio di farlo, ma è sicuramente una soluzione per gli alberghi.
No, noi abbiamo già in previsione di rimanere, siamo aperti fino al 25 settembre, avevamo già pianificato, manteniamo questa linea, però so che alcuni stanno facendo diversi conti per vedere di chiudere un po' prima per risparmiare, perché è un ragionamento che chiaramente va fatto. Abbiamo anche fatto appunto 3 anni fa un restauro completo del ristorante, rifacendo tutti gli impianti elettrici e quindi tutto un impianto di illuminazione a basso consumo. E quindi più di così non possiamo fare, non possiamo andare a fare la storia della pasta cotta col coperchio a fuoco spento è una bufala, è ora di finirla. È chiaro che si può abbassare il fuoco, abbassare la potenza, non fare bollire le pentole inutilmente, questi sì sono piccoli accorgimenti, come quando ci si fa la doccia, ci si sapona, si spegne l'acqua, ovviamente sono regole che io ho imparato da bambino, quindi non sono le regole che dobbiamo imparare oggi, assolutamente no, perché chi ha avuto una buona educazione ha già queste regole di base. Adesso stiamo andando a cercare un po' la follia, no? Spegniamo il fuoco, mettiamo il coperchio, spegniamo le luci. Se facciamo tutto questo la bolletta continua ad aumentare, quindi non è la causa, cioè non è il consumo la causa, è a monte che sono diventati pazzi. Per me da imprenditore credo sarebbe auspicabile anche lanciare un messaggio, no? Perché invece di andare a occupare terreno vergine, terreno che potenzialmente può essere dedicato all'agricoltura, perché poi vediamo, no? Gli approvvigionamenti quanto complessi poi diventano, noi dovremmo tutte le fabbriche coprirle con il fotovoltaico. Io credo che se per i prossimi anni riuscissimo a fare una politica, no? A livello di paese, dove prima di occupare spazio verde occupiamo i tetti di capannoni già esistenti, probabilmente possiamo ottenere un buon risultato. Queste dunque le voci insomma, di chi sta cercando in qualche modo di correre ai ripari di fronte a bollette, noi ve le abbiamo fatte vedere, ne abbiamo fatti tanti servizi insomma, con cifre da capogiro, tilati, ecco anche gli artigiani, insomma siete la testimonianza di quello che sta arrivando a chi lavora e si ritrova a queste bollette stratosferiche alle quali insomma, qualcuno magari col fotovoltaico insomma, si è salvato, qualcuno aveva il contratto col prezzo bloccato, ma gli altri cosa sta succedendo, cosa succederà qui? Beh, insomma, il problema ce l'hanno tutti, dalle grandi aziende alle piccole aziende, perché in proporzione anche al fatturato, quando i costi energetici vengono moltiplicati per 3 o per 5, è chiaro che poi tutto non torna. Allora noi abbiamo cercato di affrontarla, diciamo, su più fronti, sapendo benissimo che la risposta immediata non c'è, se non quella che abbiamo fatto, e credo che abbiano fatto anche gli amici di Confindustria attraverso il consorzio, cercare di dare una consulenza, una protezione, fare questi gruppi di acquisti che tutelino anche le piccole imprese. Ciò l'abbiamo fatto con il nostro consorzio, il CAEM, che è un consorzio proprio artigiano che acquista energia anche per le piccole. A che prezzi siete riusciti l'ultima volta ad acquistarle? Diciamo, siamo adesso andati bene fino alla fine dell'ultimo, fino al 31/12, da lì in poi dopo non siamo riusciti a bloccare il prezzo e quindi siamo sottoposti a quel maledetto accoppiamento fra il costo del gas e dell'energia elettrica, anche se l'altro giorno uno dei testimonial degli ultimi distributori di energia elettrica esistenti in regione, ma una persona che ha conoscenza dei problemi ha detto che il prezzo unico nazionale, il cosiddetto PUN, non ha nessun motivo per essere scoppiato in questa maniera, ma certamente oggi questo è il costo dell'energia, questa crisi non rientra subito, rischia di mettere in difficoltà moltissime imprese, allora abbiamo pensato cioè di come dare una risposta, come attrezzarci. Uno è diciamo nella gestione anche degli orari, cioè chi può fare la produzione negli orari dove l'energia costa di meno, diciamo come diceva prima l'ex ministro Clini, nell'autoconsumo, chi può installare, credo che tutti sui nostri capannoni potremmo ragionare di installare bonifica. Quello che lascia l'amaro in bocca è che ci troviamo in questa situazione dove si sente dire sì, 1 grado in meno, mettiamoci sul cappotto, insomma siamo un paese come l'Italia, creativo, pieno di risorse, anche naturali, e ci troviamo di fronte a dire, insomma, si dovevano fare prima queste cose, no? Abbiamo veramente, cioè mettere i pannelli fotovoltaici su tutti i tetti, cioè doveva essere fatto 10 anni fa. Allora, insieme a Confindustria e Confappi l'anno scorso avevamo proprio preparato un progetto
che mirava a fare avere il censimento di una zona particolare che aveva subito un momento di crisi, al censimento dei capannoni esistenti. Avevamo preparato un progetto dove avremmo creato dei parchi fotovoltaici, avremmo bonificato dall'amianto, avremmo creato insieme le comunità energetiche, che vuol dire anche una gestione a chilometro zero, perché poi avremmo pensato in questo progetto avevamo pensato anche a un magazzino, il cosiddetto storage, che è una misura che ti consente di mantenere i costi. E tutto questo, perché non si è riusciti a farlo? Diciamo perché ci siamo scontrati con una logica, con poca sensibilità, che è quella che ha rinviato le scelte, perché l'energia non costava e quindi tutto questo processo sarebbe costato, e aveva anche dei vantaggi di gestione un po' dei certificati bianchi per chi deve esportare, che ha bisogno anche della certificazione energetica. Bisogna avere il coraggio di farle. Credo che poi alla fine questo genera senz'altro lavoro a chilometro zero, perché tutto l'indotto si mette in funzione. Teniamo presente, no, che io mi occupo di piccole, diciamo come azienda abbiamo anche recuperato alcuni piccoli impianti idroelettrici, ma dal giorno in cui ti viene questa maledetta idea di investire, al giorno tu vai ottieni le autorizzazioni e al giorno in cui vieni collegato in rete, passano 10 anni. È quello il discorso. E quindi queste cose non si venga a dire, perché ad esempio noi abbiamo un esempio che ha determinato lo sviluppo del Friuli, il sistema dell'edrattagliamento. Prendendo quello diceva Clini, prendendo la presa ad uso irriguo, l'acqua portata fino alla bassa, consentiva con tutti gli impianti idroelettrici, oltre che a dare corrente ai mulini che c'erano sulla strada, ma consentivano alle due grandi centrali idroelettriche di tenere l'acqua in magazzino e di lavorare con meno derivazione. È altrettanto vero che i consumi sono diversi oggi, ma la logica è sempre lì, e come diciamo partendo dal risparmio, dalla razionalizzazione, rendendo le case anche passive sotto profilo energetico, e quindi è uno sforzo che va fatto, e non è che ottieni i risultati subito. È vero, però semmai si comincia, purtroppo ci troviamo in questa situazione. Assessore Scocimaro, altro tema spinoso, se io le dico termovalorizzatori, cioè ottenere l'energia bruciando rifiuti, in questo caso la Regione cosa risponde? C'è un piano, ci sono degli sbocchi, si può fare, no? Rispondiamo che noi diamo a fare la raccolta differenziata e quindi fare il riciclo dei rifiuti, quindi arrivare quanto possibile vicino ai rifiuti zero, per cui gli inceneritori o termovalorizzatori, come si vogliono chiamare, potrebbero essere utili solo in minima parte. Quindi noi riteniamo che in regione quello di Trieste e quello di Frizione siano sufficienti. È previsto comunque la possibilità di poterne fare ancora uno con tutte le cautele e autorizzazioni possibili. Non si è ancora individuata un'area e quindi non è assolutamente detto che si faccia, però è ovvio che l'ultima parte del rifiuto deve essere in qualche maniera smaltita, e quindi generando altra energia quanto più facile è e anche quanto più utile è. Però, se mi permetti, io aggiungerei un'altra cosa rispetto a quanto detto in studio e quanto ho sentito anche nelle interviste, e ovvero di andare a puntare molto sul fotovoltaico, e quello che non si è detto oggi in trasmissione è sulle comunità energetiche della nostra regione, dove il pubblico e il privato insieme, con contributi regionali che proprio in questi giorni vengono messi sul bollettino appunto della regione, e quindi i prossimi giorni i comuni potranno usufruirne, sono quasi 9 milioni per andare a progettare e realizzare comunità energetiche. Vuol dire il comune di Udine insieme a industrie dell'Udinese o realtà industriali del pubblico e privato appunto di un certo territorio potranno fare massa critica ed avere appunto l'energia per autoconsumo. Questo si può fare da subito. Nel passato non si è fatto per tanti motivi, anche perché
ripeto, avete detto, l'energia costava comunque meno e non c'era questa speculazione in atto in questo momento. Quindi per le bollette alte un ente come la Regione non è che può intervenire un granché, se non con dei contributi, però vai a calmierare un prezzo che comunque resta molto alto. Deve intervenire non tanto lo Stato nazionale quanto l'Europa a porre un tetto e a sganciare il prezzo del gas da quello dell'energia elettrica. Quindi politiche forti europee di un'Europa che normalmente è forte come burocrazia, ma è un nano politico normalmente. Noi auspichiamo che ci sia questa inversione appunto di politica europea che possa fare la voce grossa con i potenti e non il contrario, che forti con i deboli e deboli con i forti. Sì, perché internazionale. Noi nel nostro lo facciamo e a proposito del fotovoltaico posso rassicurare che noi non abbiamo la minima intenzione di andare a occupare terreni agricoli dove abbiamo un'eccellenza nell'agricoltura della nostra regione, no? Che poi è bellissima e come scrive Ippolito Nievo siamo un piccolo compendio dell'universo che non vorremmo assolutamente rovinare. Quindi abbiamo tante industrie, abbiamo tante superfici militari. Negli anni della guerra fredda un terzo delle forze armate erano schierate nella nostra regione, prendiamo quegli spazi. Penso, visto che siamo a Telefriuli, e quindi penso ai Friuli e penso all'aeroporto di Campoformido, noi stiamo progettando l'idea di fare un grande parco fotovoltaico, fermo restando una superficie dedicata come superficie e i capannoni che stiamo verificando se si possono riutilizzare in qualche maniera. Comunque ci sono politiche immediate con fondi immediati messi già a questo mese. Ovvio che partendo prima si poteva fare meglio, però diciamo siamo anche figli di una rivoluzione culturale in campo ambientale ed energetico che è partita da pochissimo tempo. Nel passato si andava avanti con delle politiche del no, senza pensare che andando a acquistare il gas da quasi metà del nostro fabbisogno nell'unico paese, il giorno che venga questa problematica, in caso specifico una guerra tra la Russia e l'Ucraina, i problemi avvengano. Poi sappiamo che le bollette aumentavano prima della guerra, quindi il problema è e quindi diciamo che noi oggi possiamo mettere in campo a monte anche una sorta di speculazione di chi approfitta anche del periodo. Ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria, poi ritorniamo a parlare con i nostri ospiti a tra poco. Ultima parte di Economai FVG, stiamo dibattendo su quelle che sono le nuove energie, però questo riguarda il futuro, l'attuale momento ci dice che siamo comunque dipendenti dal gas naturale, dal gas russo. Bruseschi, per quanto riguarda le nostre industrie, voi come consorzio, che prezzo siete riusciti a spuntare, quando l'avete fatto l'ultima volta, quali sono gli scenari futuri? Noi siamo riusciti a fare, a lenire un po' i prezzi incredibili che ci sono stati già nel primo semestre di quest'anno, grazie ai contratti che abbiamo sottoscritto e quindi abbiamo potuto aiutare le nostre aziende consorziate. Chiaro che ci si augurava che qualcosa succedesse a livello europeo, perché ormai si parla di Europa, no? Visto che poi tutti ormai sanno che cos'è il TTF e non PSV, che sarebbe la borsa nazionale. E questo ha dato un aiuto. Chiaro che negli ultimi 2 mesi estivi c'è stata l'ulteriore impennata che ha un po' reso anche vano quello che il governo aveva fatto. Abbiamo visto, no? Le cifre, eravamo fin tanto che la Germania l'altro giorno aveva annunciato quasi 70 miliardi, il governo ha messo 50 miliardi, no? E quindi 180, quanti sono in Gran Bretagna? Anche lì è stata fatta una manovra strong. Noi sappiamo che tutti quei soldi il governo non li ha, se non vogliamo andare a sforare, ma stiamo facendo discorsi che non servono. Altro tema che però interessa la gente, nel senso che è bene che si sappia, anche lo Stato ci guadagna, perché se si pagano di più le bollette si paga anche di più di IVA. Sì, difatti hanno stornato buona parte di questi extragettiti e hanno detto che sono stati a costo zero per il governo, anche se devo dire che il governo non ha fatto solo quello, ha dato manforte a Snam di fare la copertura degli stoccaggi. Gli stoccaggi sono
saranno fondamentali per quest'inverno, perché arrivare al 90% in tutta Europa, e siamo per fortuna in una buona situazione, manca proprio l'ultimo miglio, no? Come si dice, aiuterà ad affrontare i mesi centrali che sono non tanto dicembre, ma gennaio e febbraio. Questo significa che noi abbiamo in tasca, diciamo, del gas che potremo utilizzare al prezzo, tra virgolette, attuale, senza pensare che possa aumentare ancora, o c'è sempre il rischio che però, nonostante questi stoccaggi, il prezzo diciamo lieviti? adesso l'Europa ha dato ordine di disaccoppiare, no? Il prezzo prodotto, no? Da fonti rinnovabili, perché in questo momento le fonti rinnovabili erano legate al prezzo marginale del gas, quindi noi che abbiamo tanto rinnovabile in Italia è come non l'avessimo avuto, perché era sempre o 300, 400, il prezzo del gas era diciamo 200 e l'elettrico andava a 500, certo. Perché i termoelettrici che producono col gas l'energia in Italia ovviamente avevano questo di prezzo, e quindi mentre sappiamo benissimo che i produttori, ed ecco la legge, no, contro gli extra profitti, avevano anche in pancia idroelettrico, rinnovabile e quant'altro, ma vendevano tutto diciamo un prezzo. Poi, altra domanda che le faccio: è vero che Eni ha diciamo così, fissato un prezzo bloccato per 10 anni con la Russia, però adesso sta diciamo, vendendo il gas a prezzi di mercato? Adesso questi sono accordi diciamo, privati, non sappiamo. Quello che posso dire che per la competitività delle nostre aziende, non solo del Friuli Venezia Giulia, ma anche dell'Italia, visto che noi esportiamo, perché questa è la nostra bravura, il genio italico è questo, noi non siamo più in questo momento competitivi, ma con la Germania, con la Francia e con altri paesi. Quindi in questo momento sì, ci aiuta anche gli Stati Uniti, eccetera, dove anche noi esportiamo, però loro diciamo, fanno i giusti affari, ci aiutano, ma mentre là il prezzo è $3, arriverà a chissà quanto, no? Torno a dire, non sono coperti da segreto in questo momento i prezzi. Immaginiamo comunque che non siano i $3 che loro consumano, anche perché c'è un costo di trasporto, questo insomma è inutile. Quindi noi speriamo che, come è stato chiesto tramite Confindustria ma anche da Draghi, il prezzo non solo del gas russo ma venga assolutamente bloccato. Ieri la von der Leyen ha dato, alcuni anche parlavano di 180 terawattora, quello è già un costo che rispetto ai 500 e 400 che oggi in questi giorni, anche altro ieri si leggeva, sono comunque prezzi, diciamo, altissimi, no? Rispetto a quello che era in pre-pandemia, ma ormai quelli dobbiamo dimenticarceli, ma che potrebbero, con gli interventi statali, adesso ne arriverà uno subito, per tutti, per tutte le fasce, dovrebbero dare una mano, perché come dicevano anche i servizi, non è possibile risparmiare e poi il prezzo sale. Perché lo abbiamo visto. È una guerra persa in partenza. Basta guardare la bolletta, Tilati, no? A parità, a consumi inferiori la bolletta è quasi doppia, perché poi non bisogna guardare solo la cifra della bolletta. Qualche volta è triplicata. Ma guardare anche i consumi, perché giustamente se uno poi risparmia e consuma meno ma paga comunque di più, allora... Ma poi diciamo anche, nonostante l'installazione di questi contatori intelligenti, che si potrebbe fare le teleletture in tempi reali, si viaggia con lo stimato, e lo stimato non è a favore dell'utente di qualsiasi livello. Quindi credo che in questo caso, proprio come si diceva poc'anzi, è un problema europeo, nazionale. Poi la regione credo è stata molto sensibile, perché le risorse che diceva prima l'assessore come ristori, ma anche queste copiose risorse messe anche per la creazione e lo studio di comunità energetiche vanno nella direzione giusta, perché se la comunità energetica si riesce a costituirla nei tempi rapidi, oltre che dare un vantaggio alle imprese rendendola di nuovo competitiva, ma aiuta anche le famiglie, e quindi diciamo sotto quel profilo dobbiamo ecco, dire grazie alla sensibilità in particolare delle due direzioni, ma in particolare direzione ambiente e energia, che diciamo
ha anticipato, ha fatto un grande lavoro, ecco, di preparazione. Poi il tema è diciamo anche la paura nostra, credo che la condivida anche Massimo, e i tempi poi in cui si riescono a avere queste risorse e realizzare queste cose che sono necessarie, perché poi la lunghezza del tempo per la realizzazione rischia di vanificare i vantaggi e gli investimenti. Come si è chiesto e detto all'Europa, rapidità, no? Visto che abbiamo l'assessore Scocimarro, i regolamenti anche attuativi, come anche le comunità energetiche, che non è un problema della Regione, ma le industriali pure, no? Lui ha giustamente parlato del misto, no? Pubblico-privato, le industriali pure non si possono fare ancora. Abbiamo perso mesi e mesi a Roma per tirare fuori tutti i regolamenti, quindi anche quello potrebbe veramente aiutare, perché la comunità energetica tra aziende in zone industriali o non, veramente lenisce tanti costi che adesso ovviamente vengono pagati e dobbiamo andare su tutti i fronti possibili e immaginabili. Anche quando tornerà, ci auguriamo, un prezzo normale, certo, dobbiamo ricordarci, perché qua siamo come nel 72 che si andava a cavallo le domeniche e a targhe alterne dopo. Sì. Ecco, siamo nella stessa situazione con il discorso del petrolio, siamo tornati dopo 50 anni. Non abbiamo imparato molto bene dalla lezione. La lezione non l'abbiamo imparata. Assessore, cosa risponde a Bruseschi insomma, su questo punto dei regolamenti? Sui regolamenti ha perfettamente ragione. Noi come Regione Friuli Giulia siamo intervenuti con la nostra proposta nell'ambito delle conferenze Stato-Regioni riservata ai miei colleghi l'ambiente e l'energia, in cui abbiamo chiesto una sburocratizzazione, un passaggio di parte di queste competenze dallo Stato alle regioni. Penso per esempio ai campi fotovoltaici superiori ai 10 mega che vanno in campo del Ministero dell'Ambiente, e come minimo ci vuole un anno per l'autorizzazione. Visto che siamo una regione virtuosa dove una burocrazia e i permessi sono dati in tempi molto brevi, abbiamo chiesto che questo faccia le regioni. Non tutti erano entusiasti di avere questo super carico di lavoro, però è necessario che siano risposte immediate ai cittadini, soprattutto alle aziende e alle comunità energetiche che stiamo finanziando. Quindi questo è un tema importante, di andare appunto a snellire questo tipo di pratiche, perché l'urgenza, la gravità del momento vogliono che si faccia questo. Sì, grazie Bruseschi. Insomma, abbiamo visto che poi ci sono delle ricadute anche insomma, ai termini occupazionali, insomma, molte aziende hanno dovuto chiedere l'attivazione della cassa integrazione, poi vediamo quanto ne usufruiranno, ma insomma, anche lì come paracadute, perché l'inverno, non ce lo neghiamo, insomma, fa paura. L'inverno fa... Allora, il prezzo prima dell'inverno fa paura. Poi ci auguriamo che la termicità appunto un inverno sia mite, e soprattutto non dimentichiamo che da Tarvisio arrivano ancora 30 milioni di metri cubi al giorno e sono una manna dal cielo. Quindi ci sono questi due elementi che la SNAM e anche il comitato del governo per le emergenze dovrà monitorare. Ripeto, gli stoccaggi sono arrivati al massimo quasi, e questo ci aiuterà ad erogare ogni giorno nelle punte, nei picchi che sono appunto dicembre, gennaio e febbraio, per non far diciamo fermare le imprese. Ricordo che la parte civile consuma in quei mesi lì 4 volte l'industria, nonostante siamo molto industrializzati, certo. E il termoelettrico per produrre il doppio. Finora, ad agosto, non abbiamo avuto, se non una caduta del 15% dei consumi di energia dalle aziende cosiddette energivore, ma non abbiamo avuto risparmi. Addirittura siamo agosto 2021 contro agosto 2022 con un caldo molto forte, un'estate caldissima, abbiamo aumentato dell'1%, comunque aumenta, non stiamo riducendo. I condizionatori diciamo hanno pompato quest'estate? Ma io penso che siamo tutti consci, andando in giro abbiamo visto aria condizionata a spreco anche quest'estate, quindi purtroppo la cultura del risparmio, visto che fino a un anno fa costava tutto poco, è ancora da fare. È vero che tanti e tutti noi sappiamo risparmiare, ma dobbiamo farlo ancora meglio. Purtroppo non avendo tante chance, perché il prezzo non lo decidiamo noi, non abbiamo il gas,
ha detto Clini si può tirare fuori, comunque anche sì, il gas che adesso qualcosa, decidessimo, sì. e giustamente il ministro Cingolani sì, vorrà tirare sì. fuori i 2 miliardi in più, stiamo parlando del 23-24, cioè il rigassificatore che Snam ha comprato con i soldi anche del governo partirà ad aprile del 2023. Aprile è già finito l'inverno, dobbiamo fare questo inverno, questo è importante perché le aziende devono sapere cosa fare. Adesso si sentono di far risparmi nelle ore di punta, eccetera, ma le industrie, ecco, mentre le attività minori possono, le industrie non possono mica lavorare un'ora sì, 2 ore no, a mandare a casa, ci sono delle cose impossibili, o le aziende che devono continuamente giorno e notte lavorare. Non abbiamo queste flessibilità che si possono pensare e le industrie, diciamo, cosiddette energivore sono tutte di questo tipo, che per fare il vetro, la carta e tante altre cose che servono a tutti noi hanno questo tipo. Non possiamo fermare un altoforno della vetreria. Sì, e riaccenderlo il giorno dopo, no? No, sarebbe veramente buttare via i soldi, quindi nessun imprenditore può fare questo. Quindi ecco, speriamo veramente che l'Europa, adesso ci sarà il 30 settembre un'altra riunione, veramente faccia presto, e quello che può fare all'autorità ieri in un incontro in Confindustria gliel'abbiamo chiesto, perché certe cose si possono fare, quelle del disaccoppiamento dalle fonti rinnovabili gliel'abbiamo chiesto e l'autorità è parte, diciamo, diligente per aiutare questo, perché l'Europa ha detto ogni nazione lo possa fare, lo decida. E insomma speriamo che si vada anche in questa direzione, perché insomma sarebbe un aiuto. Siamo arrivati alla fine della trasmissione, grazie a Marco Bruseschi, a Graziano Tilati, all'assessore Scoccimarro che è stato in collegamento da Trieste con noi questa sera, grazie assessore ancora, grazie a voi per averci seguito e grazie anche alla regia di Simone Caramaschi e Martina Beraldo. Finisce qui questa puntata di Economy FVG, l'appuntamento è per giovedì prossimo, arrivederci. Buonasera a tutti.